La Grande Treviso è un'opportunità non soltanto per la città di Treviso, ma per un territorio più vasto composto da 19 comuni che si aggregano insieme con un'unica grande visione, che compongono un'unica grande comunità di 350.000 abitanti. Condividere politiche urbanistiche, ambientali e di mobilità significa dare la possibilità a questa grande comunità di andare in Europa a reperire le risorse per far fare un vero salto di qualità al nostro territorio. Ci troviamo a Roncade, a sud della provincia di Treviso, comune con più di 14.000 abitanti, che si estende per 62 km², infatti è il terzo comune più esteso della provincia di Treviso, e siamo al confine con la provincia di Venezia. Tra i luoghi che distinguono Roncade sicuramente c'è il castello di Roncade, che appartiene alla famiglia Ciani Bassetti, castello villa del 1500, ma oltre a questo abbiamo Villa Selvatico, villa di Riccardo Selvatico, che è stato il fondatore della Biennale di Venezia, che ha dato i natali a Lino Selvatico, grande pittore, ma abbiamo anche la chiesa antica di San Cipriano, abbiamo la chiesa del Beato Erico, per non parlare poi del borgo di Musestre. Insomma, le attività attrattive e culturali a Roncade non mancano. Tra le coltivazioni tipiche che contraddistinguono il nostro territorio c'è il radicchio Verdon. È una cicoria, è una rosetta verde che cresce nel periodo invernale per poi essere raccolta all'inizio della primavera, per la quale qui a Roncade dedichiamo una mostra a mercato da più di 20 anni. Tra i parchi principali qui di Roncade abbiamo il Parco dell'Isola del Musestre, qui in centro, ma vi ricordo anche che confiniamo con il fiume Sile e pertanto con il Parco regionale del Sile. Venite a Roncade che lo potete vivere a 360 gradi tra sapori, natura e cultura.